Erano saliti ieri sera fino a Cima Grappa, ma al rientro si è trasformato in un incubo. Un ragazzo e una ragazza di 24 anni di Campo San Piero sono rimasti bloccati con l'auto nella Val delle Mure, sul versante di Pieve del Grappa, lungo una strada già chiusa nella parte alta a causa della neve e del ghiaccio. A tradirli è stato il navigatore che li ha indirizzati su un percorso impraticabile dopo l'ultima nevicata. Impossibilitati a proseguire, i due giovani hanno chiesto aiuto. Il padre del ragazzo ha provato a raggiungerli, ma si è bloccato a sua volta, dando l'allarme al 118. Intorno alle 6:30 del mattino è intervenuta una squadra del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, salita dalla località Salto della Capra. I soccorritori hanno raggiunto i due ragazzi, agganciato l'auto e l'hanno trainata in sicurezza fino alla strada pulita. Una seconda squadra ha invece raggiunto il padre, accompagnandolo fuori dalla zona innevata. Riuniti e finalmente al sicuro, genitori e figli sono poi ridiscesi a valle. Nessuna conseguenza per loro, ma l'ennesimo richiamo alla prudenza. In montagna, soprattutto d'inverno, basta poco per trovarsi in difficoltà.